Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ci stiamo godendo l'alba dai bivacchi Feltre e Bodo in Val Canzoi, nelle Dolomiti Bellunesi, lungo l'Alta Via numero 2. Per arrivarci un sentiero abbastanza tosto, bello in piedi, di circa 11 km e 1300 erotti metri di dislivello. Oggi con me il buon Matteo Peroni. Buona visione. Mi pare che la parte easy sia terminata. Noi siamo già cotti, però. Siamo già cotti perché siamo ciccioni, ovviamente. Smettere di copiarmi le clip, Alessio, smettere di copiarmi le clip. Perché? Perché di no, capito? Se no abbiamo due video uguali. Chilometri e mezzo e 400 metri di dislivello circa da portare a casa ancora. Adesso ci fermiamo qui per un pranzetto. Sì, che dobbiamo mangiare qualcosa, se no non arriviamo più su, Dai, mangiamo e poi si riparte. Skipping out, no, I can't keep score when I lose.
Grazie per l'avventura, Matteo. Ci stava, tanta roba. Bellissimo. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Ooh, you take me higher, you take me higher, baby, you take me higher. Incredibile. Camminata bella tosta per arrivare qua su, ma veramente ne valse la pena. Poi adesso si sta aprendo un po' il cielo dalla foschia che ci ha accompagnati per tutto il giorno e speriamo in un tramonto di quelli giusti. A differenza di quello che pensavamo, l'acqua c'è. Abbiamo anche appena visto un gruppo di camosci correre su per le pareti qui dietro, è incredibile. Sono veramente super emozionato e contento. Non ringrazierò mai abbastanza Matteo per queste avventure. Oh Matteo! Grazie! Bene, allora, partitina a carte, giusto? Sì, ma io direi anche ci scaldiamo un po', visto che fa freddo. Vediamo un po', spieghiamo cos'è ai nostri follower. Questa è una grappa alpino mugo totalmente artigianale, fatta da me medesimo. È un anno che me la millanti, vediamo adesso. Adesso facciamo vediamo. la degustazione in diretta così. Prego. Tua. Poca per assaggiare. Poca per assaggiare, bene. When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart. Sì, tanta roba. Buona. Tanta roba. Cin. Ma Tu l'hai già assaggiata, io non posso devo fare la degustazione. Ok. Cin. Sì. Beviamola come si deve. Madonna, che romantici. 4, 5, 6. 28 jolly, cavolo. 7, 8, 9, scartata. Fine! Ciao! Panino, di quelli giusti, di quelli proprio giusti. Un po' di rosso, che ci sta sempre bene, col salamino. Poi io ho portato il Bagos eccellenza lombarda. E io ho il super formaggio ubriaco. Un po' come noi. No, è veramente un buono. Tipo la consistenza del grana, ma c'ha un sapore che sembra un formaggio di maiga fatto profumatissimo. Io mangio il culo. Cioè, ti piace il culo, chi no? Il manzo alla stroganoff. Adesso voglio una definizione di strogano. Non leggere, devi saperlo. È scritto tutto in Cioè, tu dai a tedesco. me da mangiare sta roba che non sai neanche tu cos'è. Però è un pasto completo, serale, perfetto. Vedrai come ti piacerà. Per fortuna che abbiamo la grappa. Beh, l'aspetto è carino, però è bello. Sì. Non è male. Oh, buon appetito, Matteo. Il primo l'abbiamo mangiato, adesso mangiamo il secondo primo che ha portato Alessio, che ha fatto un po' il salutista a sti video. Sì, perché sennò siamo proprio dei porci. Ma noi siamo dei porci. Buon appetito di nuovo, Matteo. Per la Sì. 1000ª volta ormai. Che schifo che facciamo. Tanto. Via. Vabbè, però adesso dai, questa è la componente sana della cena, quindi... Healthy food. Come si dice? Alessio in inglese! In un altro Come si canale. dice? Come si dice? Healthy. Healthy food. Magic. No, I'm never letting go. Now that I have it with you. When you Bene, ed ecco che dopo qualche gioco con le luci e dopo qualche foto alle stelle, per noi è arrivata l'ora di andare a dormire perché siamo penso belli cotti. Un po' stanchi, sì. Vediamo cosa fanno le stelle questa notte e noi ci vediamo domani. Buonanotte! Buonanotte! broken pieces, took them all and made yours. Didn't know what my heart be needing. Skipping out, no, I can't keep score when I lose my Buongiorno. Dai. Hai messo la sveglia, dai.
Allora, vediamo un po' meglio sto bivacco dove abbiamo dormito. Qui abbiamo una zona dove ci sono delle panche, delle tavole molto comode e di grandi dimensioni, e più c'è un tavolino con il libro del bivacco, timbri, eccetera eccetera eccetera. Da questa parte impressionante vedere come ci siano 14 posti letto. Un bivacco con 14 posti letto non si è mai visto in giro. E noi infatti abbiamo dormito qui. La notte è andata veramente bene, i letti sono belli comodi, tra l'altro non è neanche tanto sporco, non è maltenuto, anzi. Inizialmente volevamo dormire sul bivacco più piccolo, quest'altro da 4 posti, solo che le condizioni di questo invece lasciano un po' più a desiderare. Come vedete è molto più sporchetto, non lo so. Noi volevamo dormire qui per una questione che su uno spazio più piccolo si stava più caldi, ma di là abbiamo avuto un comfort non trascurabile, avendo la possibilità di star comodi seduti a cena, eccetera eccetera, fare qualche partita a carte, per cui bene così. Ferrero, guardando questo video, Fiesta, noi volentieri, che è evidente che non ci vediamo più dalla fame sempre. Esatto. Come fiestino, cappuccino e poi scendiamo. Ci vediamo giù. Oh, Bene, bivacco pulito, piegate le coperte, sistemato tutto, adesso torniamo giù. Io non parlo perché l'hai già fatto tu. Bravo. È un tale clip, hai capito? magic. No, I'm never letting go. Now that I have it with you. When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. Io la prima volta Matteo? no, l'ho sempre bevuta, ma non sono mai venuto alla fabbrica. E adesso invece? Grazie Alessio. Bene, mangiato, direi che abbiamo mangiato e Pochissimo. e bevuto Pochissimo. pochissimo. Cazzo, perché è sempre così? Perché facciamo schifo. Alessio. Esatto. Molto schifo, sì. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi in questi 2 giorni, direi meravigliosi, Bellissimo. sulle feltrine. E vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!